Casagrande Augusto e CSNC, Refrontolo, Treviso. Dopo alcuni anni di apprendistato, nel 1964 Augusto Casagrande inizia la propria attività artigianale dedicandosi alla lavorazione del giunco e del rattan per la costruzione di articoli destinati in quegli anni soprattutto all'arredo dei giardini. Col passare del tempo, l'azienda, che oggi conta 7 dipendenti, ha saputo rinnovarsi per stare al passo con le richieste del mercato italiano, ma soprattutto internazionale, specializzandosi in particolare sui modelli da bistrò, da sempre caratteristici dei migliori locali francesi imitati in tutto il mondo. Nonostante la dimensione di piccola impresa artigiana, Casagrande ha saputo imporsi sui mercati europei ed extraeuropei, in particolare Ucraina, Lettonia, Emirati Arabi, Canada e Stati Uniti, dove è probabilmente il maggiore esportatore di sedie bistrò made in Italy. Nel 2009 Casagrande ha realizzato un fatturato complessivo di 740.000 euro, il 67% derivante da esportazioni. Negli anni l'azienda ha saputo evolversi, anche grazie a moderne tecniche di lavoro, fornendo soprattutto il settore Horeca, con articoli in giunco, rattan, midollino e bistrò, ai quali ha anche affiancato collezioni con intrecci in fibra sintetica su struttura naturale e in alluminio. Texa SpA, Monastier di Treviso, Treviso. Fondata da Bruno Vianello nel 1992, Texa è una delle più importanti realtà internazionali nel comparto dell'elettronica automotive. L'azienda si occupa di progettare, industrializzare e costruire strumenti di diagnosi e telediagnosi multimarca, analizzatori gas di scarico e stazioni per la manutenzione di impianti di aria condizionata. La diffusione delle centraline elettroniche a fine anni 80 segna un'evoluzione nel mercato dell'auto. I meccanici hanno il problema della riparazione di questi nuovi dispositivi e Vianello, all'epoca titolare di una concessionaria con officina, progetta delle nuove interfacce. L'invenzione funziona e la neonata Texa conosce una crescita esponenziale. In un ventennio diventa un gruppo con 405 dipendenti, 8 filiali all'estero e una rete di 300 distributori in 100 paesi. I suoi sistemi operativi sono tradotti in 22 lingue. Nel 2007 Texa stringe una collaborazione con Google Search Appliance e numerosi sono i premi in Italia e all'estero, fra cui il Frost & Sullivan per l'innovazione e il GIPA per il programma di responsabilità sociale. Chiuso il 2009 con un fatturato di 48 milioni di euro, il 63% dall'export, nel 2011 Texa si svilupperà su una superficie di 64.000 metri quadrati, diventando una città all'avanguardia per tecnologia e sostenibilità sociale. FPT Industrie SpA, Santa Maria di Sala, Venezia. Nata come piccola officina di revisione macchine e utensili nel 1969 grazie ad Antonio Piccolo, il fratello e un socio, FPT Industrie produce macchine alesatrici e fresatrici a controllo numerico per i settori della meccanica e della stampistica. L'azienda, che nel 1997 ha acquisito la Castel e nel corso degli anni si è trasformata in un gruppo che comprende le 4 società FPT Industrie, HPT Synergy, Rem Industrie e Rotomil Power, l'anno scorso ha registrato un fatturato di 86 milioni di euro. FPT Industrie conta circa 300 dipendenti ed è presente con sedi commerciali e centri di assistenza a Wiesbaden in Germania, Helsinki, Detroit, Mosca, Shanghai e Seul. Una spiccata vocazione internazionale che nel 2009 ha inciso per il 64% sul fatturato complessivo. Sul mercato cinese da 15 anni, l'azienda è stata selezionata dal Ministero dell'Innovazione di Pechino per partecipare all'Expo di Shanghai. Tecnologie e ricerca sono fra i punti di forza di FPT Industrie, anche grazie alla collaborazione con centri di eccellenza fra cui l'Università di Padova, il Centro di Ricerca Avanzato sui Materiali di Trento e alcuni consorzi di ricerca europea. Risultati testimoniati anche dai 9 brevetti europei che hanno aumentato la produttività dell'azienda. Formentelli Barthélémy, San Pietro in Cariano, Verona. Nato a Courquetaine in Francia nel 1939 da genitori originari della Val Camonica, Barthélémy Formentelli apprende i primi rudimenti di organo da Marcel Thomas,
parroco del suo paese e maestro di cappella della cattedrale di Meaux. A 14 anni decide di diventare apprendista nell'arte organaria e nel 1964 si trasferisce in Italia, stabilendo la sua dimora in Valpolicella. Seguendo metodi artigianali e tradizionali, avvia una bottega per la costruzione e il restauro di strumenti da tasto, tenendo scuola ai suoi dipendenti che recluta e forma personalmente. Fino ad oggi, Formentelli, che dal 1995 collabora come restauratore presso il Museo degli Strumenti Musicali di Roma, Capodimonte a Napoli e a Feltre, ha costruito e restaurato oltre 250 organi, 120 clavicembali e una quarantina di fortepiani. Le sue opere si possono ammirare in Italia, Francia, Svizzera, Portogallo, Belgio, Stati Uniti, tutte con una peculiarità: nessuno strumento è uguale a un altro. Con Formentelli collaborano 12 persone e nel 2009 il fatturato è stato di 323.000 euro, l'11% derivante dall'export. Dal 1989, al fianco del maestro, c'è anche il figlio maggiore Michel Octave, che nel 2003 ha aperto una sua bottega organaria a Camerino. Parco Giardino Sigurtà SRL, Valeggio sul Mincio, Verona. A pochi chilometri da Verona, su una superficie di 600.000 metri quadri, si trova il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, angolo naturalistico fra i più incantevoli d'Italia ed Europa. Le radici del parco risalgono al 1617, ma la data di nascita si può collocare nel 1941, quando la famiglia Sigurtà, comprata una tenuta agricola attigua al Mincio, trasformò le colline moreniche in un luogo di rigogliosa vegetazione. Il 19 marzo 1978 il parco fu aperto per la prima volta al pubblico, ma nei secoli ha ospitato personaggi illustri come il poeta Ippolito Pindemonte, Francesco Giuseppe I d'Austria e Napoleone III. Visitatori sono stati anche premi Nobel, il principe Carlo d'Inghilterra, Margaret Thatcher, Luchino Visconti, Indro Montanelli, Uto Ughi e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. All'interno del parco, che impiega 31 dipendenti, si trovano scorci suggestivi come le 5 grandi fioriture, l'eremo, la grande quercia, i 18 laghetti fioriti e il belvedere di Giulietta e Romeo, dove è possibile passeggiare, andare in bicicletta o girare a bordo di golf kart elettrici, trenini panoramici o dello shuttle elettrico. Nel 2009 il fatturato è stato di 1.200.000 euro, il 30% grazie alle presenze straniere. Aura SNC 9, Vicenza. Nata da un'idea di Ezio Zanardello e Flavia Basso nel 1973 a Bassano del Grappa come laboratorio artigianale di ceramiche e porcellane, Aura si distingue per uno stile prezioso e di gran lusso. 35 anni di esperienza coniugando le materie più semplici, come la terra impastata con l'acqua cotta in fornaci a 1200 gradi, e quelle più preziose, come oro, platino, cristalli Swarovski, per opere d'arte uniche e inimitabili. Nel corso degli anni, Aura si è rinnovata, perfezionando linea e design, oltre a ricercare sempre il particolare innovativo. Dalla fine degli anni 70 ad oggi, Aura ha modernizzato la ceramica tradizionale con forti stilizzazioni, forme asimmetriche e la reinterpretazione dei classici. Un cammino che è valso all'azienda la medaglia d'oro del commercio italiano come maggiore esportatore del settore. Negli anni 90 l'acquisizione di marchi storici come Ronzan ha aumentato la capacità produttiva e oggi, grazie alla seconda generazione rappresentata da Luca e Cinzia Zanardello, Aura conta su un catalogo di migliaia di pezzi. L'azienda, che impiega 20 dipendenti, è presente in 73 paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, dal Sud America al Giappone, dal Medio Oriente alla Nuova Zelanda. Nel 2009 il fatturato ha superato il 1,5 milioni di euro, ben il 90% derivante dall'export. Taplast SPA, Due Ville, Vicenza. Fondata da Evans Santagiuliana nel 1974, Taplast inizia l'attività come terzista nella produzione di componenti meccanici, automotive e packaging, finché nel 1985 si specializza nella produzione di tappi e chiusure. L'azienda diventa leader in Europa nel settore del consumer packaging, segmento pompe, dispenser e tappi in plastica per le principali multinazionali household e personal care.
Alla fine degli anni '80 entrano in azienda i figli del fondatore, Paolo e Stefano, e l'attività si trasferisce in un nuovo stabilimento di 6.000 metri quadrati. Grazie alla vocazione internazionale, Taplast nel 1995 viene premiata negli Stati Uniti col prestigioso riconoscimento DuPont Packaging Awards per l'introduzione della nuova tecnologia B-Injection. A inizio 2000 viene creata Taplast USA, cui seguono una joint venture in Polonia per penetrare nel mercato dell'Est Europa e una in Messico per rafforzare la presenza in quello statunitense. Nel 2009 l'azienda, che impiega 97 dipendenti, ha registrato un fatturato di oltre 22 milioni di euro. Le pompe per sapone liquido, spray e deodoranti, le chiusure push-pull e i progetti speciali per barattoli e dispenser Taplast sono destinati ai mercati di tutto il mondo e il 73% del fatturato deriva dal mercato estero. IATA Italia S.r.l. Musile di Piave, Venezia. Giuseppe Calzavara, fondatore di IATA Italia, comincia a operare nel settore delle tende da sole fin dal 1967 e dopo 40 anni di attività il marchio IATA è diffuso tramite numerosi punti vendita sia in Italia che all'estero. L'azienda, a partire dalla progettazione, si occupa della produzione dei vari componenti e degli accessori per la realizzazione delle coperture e tende solari. Per restare competitiva sul mercato, negli ultimi anni IATA Italia ha sviluppato la ricerca su coperture solari innovative. E oggi, oltre alle tradizionali tende da sole, l'azienda ha messo a punto nuovi sistemi guidati, tutti brevettati e certificati, sia tensionati che a caduta libera, adatti alla schermatura solare interna ed esterna, che rispettano in pieno le nuove normative in materia di risparmio energetico. L'azienda, che dà lavoro a 13 dipendenti, si sviluppa su un'area di 15.000 metri quadrati, che consentono un ampio stoccaggio della produzione. Specializzata nella distribuzione dei manufatti già assemblati e nella fornitura di componenti meccaniche ed accessori per l'assemblaggio a rivenditori e installatori, IATA Italia assicura completa assistenza post-vendita. Nel 2009 il fatturato ha superato il 1,5 milioni di euro, ben il 90% dei quali rappresentato da esportazioni.